Benvenuti, con l'itinerario di Borghi d'Italia siamo tornati in Veneto e vi porteremo alla scoperta di Monselice in provincia di Padova. Il comune si trova a 13 metri sul livello del mare e conta 17.800 abitanti, anche la porta dei Colli Euganei, ed è una città murata. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. A voi Monselice! Monselice è una cittadina meravigliosa che è situata ai piedi dei Colli Euganei, difatti viene detta anche Porta dei Colli Euganei. È una cittadina che affonda le sue radici dal Neolitico. È stata una cittadina importante romana, dopodiché è stato un avamposto longobardo importantissimo. Infatti sulla torre, che poi è diventata la torre zeliniana e la torre di Federico II, c'era un avamposto longobardo importantissimo. Infatti a metà colle è stato ritrovato proprio un principe longobardo con la croce d'oro, e qui a Monselice abbiamo uno degli antiquari longobardi più importanti del nord Italia. Successivamente nel 1239 abbiamo avuto l'onore di ospitare qui Federico II, che ha indetto Camera Imperiale, e quindi Monselice è divenuta molto importante perché Ezzelino da Romano, avendo costruito la torre, la sua residenza, ed essendo una persona molto legata a Federico II, ha fatto diventare Monselice a livello politico molto importante. Successivamente poi alla scomparsa di Federico II i carraresi sono arrivati a Monselice, l'hanno conquistata e dopodiché sono arrivati i veneziani. Abbiamo avuto un momento di grandissimo splendore, infatti i Camarcello hanno rimesso a posto il castello, e devo dire che il castello è uno dei monumenti storici e dei musei più importanti d'Italia. Infatti ha un sacco d'armi medievali, una collezione molto importante. Monselice è una cittadina molto vivace proprio perché fa parte delle città murate con Este e Montagnana, e ha cercato nel tempo di restaurare queste mura, e può arrivare attraverso Via del Santuario, che è un unicum a livello internazionale, fino al torrione di Federico II. Però per spiegare un po' meglio a tutti quelli che ci stanno ascoltando, Via del Santuario non è solo il torrione di Ezzelino da Romano, ma quando si arriva in Piazza Mazzini c'è la torre civica con un orologio che è unico, ha un meccanismo straordinario. E poi si parte con il Palazzo della Loggia, dove siamo in questo momento, che è un palazzo del 1500, ovvero detto anche Monte di Pietà. Nella parte sinistra invece c'è la chiesa di San Paolo, e all'interno, dopo varie ricostruzioni, siamo riusciti con finanziamenti europei, nazionali e regionali a ristrutturare e farne un museo. Poi camminando c'è Villa Nani, arriviamo al Duomo o Pieve di Santa Giustina, e poi si apre con la porta romana il meraviglioso passeggio delle 7 chiese, che è l'unico esempio al mondo di santuario giubilare. Quando arriviamo sopra troviamo Villa Duomo dello Scamozzi, quindi un allievo del Palladio, che ha meravigliosamente costruito questa villa, e a fianco c'è la cappella di San Giorgio, dove sono custoditi i resti di martiri romani, tra cui
San Valentino. E qui c'è una bellissima pietà popolare che il 14 febbraio ogni anno tutti vanno a chiedere la chiavetta, a prendersi la chiavetta benedetta, perché San Valentino, per la tradizione nostra, è il protettore dell'epilessia. Successivamente c'è la bellissima esedra, dove tante volte durante l'anno ci sono un sacco di concerti, perché è una gradinata stupenda, e poi si sale pian pianino verso il torrione ezzeliniano, dove c'è un piccolo museo e dove nelle giornate belle invernali da questa torre si può vedere la laguna di Venezia e piazza San Marco. Chi viene a Monselice ha tanto da vedere, da visitare, da immergersi nella cultura. Poi ci sono tante anche ville e durante l'anno ci sono delle manifestazioni importantissime che portano decine di migliaia di persone. La tradizione religiosa di Monselice ha radici antichissime. Andiamo ad ascoltare l'arciprete. Qui siamo nel Duomo Vecchio di Monselice, l'antica pieve di Santa Giustina, che adesso non è più usata come chiesa parrocchiale in quanto c'è un duomo nuovo giù a valle, però è l'antica chiesa che raccoglie la tradizione cristiana dei monselicensi, è ricca di opere d'arte e anche di tradizioni, e qui vengono volentieri su i monselicensi in certe occasioni, anche i ragazzi in visita scolastica per comprendere e scoprire la ricchezza di questo territorio. La comunità cristiana di Monselice è una comunità ricca di gruppi, di attività. In questi ultimi anni si è impegnata soprattutto nell'accoglienza dei profughi. Abbiamo avuto alcuni progetti, un primo progetto protetto rifugiato a casa mia e poi ci sono anche altri progetti. Abbiamo aiutato alcuni profughi che erano stati cacciati dagli ostelli vicini per ragioni varie e li abbiamo aiutati a inserirsi, integrarsi. La comunità è molto impegnata anche sul fronte della Caritas, con volontari che tengono aperto lo sportello 3 volte alla settimana. C'è una bella vitalità, pur nella crisi generale della fede in questo territorio, che viene tenuta viva da tanti volontari e da tante famiglie che hanno fatto la scelta cristiana. San Sabino è uno dei patroni probabilmente portati qui a Monselice in epoca longobarda e noi abbiamo intitolato anche le nostre scuole cattoliche proprio col termine di Sabinianum, che vuol dire insomma il luogo che fa riferimento e chiede la protezione di San Sabino. In effetti un'altra particolarità è che noi qui a Monselice abbiamo una concentrazione di scuole cattoliche, ben 3 scuole cattoliche gestite dalla parrocchia. Qui nel Duomo Vecchio, ma poi anche nel Santuario delle 7 Chiese che è un po' più avanti, e poi nella chiesa di San Martino, di Santa Rosa, è una ricchezza straordinaria che testimonia la fede dei nostri padri. Io sono convinto che la profezia lunga di oggi può esserci se si è consapevoli delle radici profonde della nostra fede cristiana. Le 7 chiese hanno ottenuto nel 1605 da Papa Paolo V il privilegio di poter concedere le stesse indulgenze ai pellegrini che si potevano ottenere visitando le 7 chiese di Roma. Il messaggio mio è quello di andare in profondità di ciascuno di noi in modo da poter essere pienamente se stessi e creare una comunità che non sia solo un aggregato di persone che stanno insieme, ma che sia davvero una comunità di fratelli che si aiutano e che sono capaci di realizzare progetti comuni anche se magari con idee diverse.
Continua la nostra passeggiata alla scoperta di Monselice, adesso andiamo a visitare il bellissimo castello. Benvenuti al Castello di Monselice, castello che si caratterizza come un complesso architettonico costituito da più nuclei eretti in periodi diversi. La parte più antica risale all'XI-XII secolo ed è la cosiddetta casa romanica e castelletto. La seconda parte viene chiamata Torre di Ezzelino, sarebbe stata commissionata da Ezzelino III da Romano, vicario in terra veneta dell'imperatore Federico II di Svevia, imperatore che passò qui a Monselice nel 1239 e venne a sovrintendere un po' i lavori di potenziamento di quella che era la struttura difensiva già in parte esistente lungo i pendii del Colle della Rocca. Il XIV secolo è caratterizzato dalla presenza della signoria dei Carraresi o da Carrara, signori di Padova, dal 1318 fino al 1405. I Carraresi lasciarono delle bellissime testimonianze all'interno del castello, come per esempio l'affrescatura a scacchi rossi e bianchi e due camini molto particolari che si possono visitare durante la visita guidata all'interno del castello. Il XV secolo è caratterizzato dalla presenza della famiglia Marcello, famiglia nobile veneziana che trasforma questa struttura in residenza di villeggiatura. È il periodo delle ville venete. Ecco che allora questa struttura viene ancora oggi chiamata la Ca Marcello, per intendere proprio la presenza veneziana qui a Monselice per alcuni secoli fino agli inizi dell'Ottocento. Questa struttura viene anche definita Castello Cini, in onore di Vittorio Cini, che è stato colui che ha restaurato tutta la struttura e ha arredato gli interni di questo castello con varie collezioni di armi, armature, mobili, suppellettili. Di notevole importanza è la sala d'armi che accoglie oltre 900 pezzi che sono stati raccolti da varie parti d'Italia ed Europa. È la seconda nel Veneto per varietà e ricchezza di pezzi contenuti. Ma anche la collezione di mobili rinascimentali è di notevole importanza, di notevole interesse, le ceramiche. Questo castello è di proprietà della Regione Veneto e comprende altri poli museali, come per esempio l'Antiquarium Longobardo, che accoglie testimonianze longobarde ritrovate sul Colle della Rocca, e il Mastio Federiciano, che è una torre eretta sempre per volere di Federico II di Svevia sulla cima del Colle della Rocca. Per qualsiasi informazione vi invito a visitare il nostro sito. Il castello è aperto tutti i giorni con visite guidate. Vi aspettiamo. Adesso andiamo a degustare alcuni piatti tradizionali e le altre tipicità di Monselice in provincia di Padova. Benvenuti, oggi siamo a Monselice e in questo comune è nato il primo mercato dei contadini in Italia. Si chiama Agrimons ed è l'acronimo di Agricoltori del Monselicense. Oggi i nostri colleghi hanno voluto rappresentare un po' l'autunno
e quindi hanno portato i colori e i frutti della stagione, dalle foglie che stanno cambiando colore all'uva garganga che è tipica del nostro territorio, ai melograni bellissimi con il loro colore, al vino che oggi abbiamo messo all'interno del nostro piatto, che è il pollo imbriago al latte e miele, che è un po' una specialità del territorio della Bassa Padovana, dove il pollo in vita ha mangiato il suo becchime, ma anche del latte in polvere e del miele. Questo conferisce più morbidezza anche al petto, che risulta gustoso, e le patate del territorio poi sono una specialità. L'abbiamo qui in visione insieme al miele, che è il mio dell'azienda agricola Zancanella Sandro. Poi abbiamo i nostri formaggi di un caseificio storico Morandi, fa dei formaggi strepitosi sia di mucca, di capra e di pecora. Un altro invece che fa solo mucca ce l'abbiamo qui a Piove di Sacco. Oggi hanno portato via anche questo piccolo kit del casaro che vedete con lo spino, il setaccio, la fasciera. E la verdura vengono fresche dal territorio, ma soprattutto si può fare anche biodiversità, come fa l'azienda di Baldon, come fa l'azienda del Piccolo Orto. La marcia in più è la comunicazione tra l'agricoltore e il consumatore. Il pane è una scommessa di casa mia, che ho trovato della paglia nel sotto di un fieno, e la paglia era ancora di un colore oro strepitoso. Ho detto iniziamo a fare il grano, un grano di vecchie varietà, essiccato al sole nella nostra aia in trachite, macinato a pietra, lasciando il suo germe e il suo cruschello, forme solo grandi perché lievitano anche se è brutto tempo, e poi se uno ne vuole mezzo chilo glielo diamo. Un pane che dura una settimana, non è umido, non è mollicoso, si scioglie in bocca e lo stomaco, dico io, ride. I Lamponi è una piccola azienda che ha recuperato un pezzo di terreno vicino a Noasi, vicino ad Este, dove il comune aveva piantumato degli alberi negli anni scorsi. E cosa facciamo di questa terra? Un po' per rispetto anche del papà, hanno deciso di piantare dei frutti di bosco che non hanno bisogno di tanti trattamenti, e pian piano in questo mercato hanno trovato anche loro uno sbocco. Vedo che la gente inizia ad apprezzarli assieme alla ricotta oppure attraverso i succhi che l'azienda propone. Anche questa si chiama biodiversità e tutela del territorio, del paesaggio. L'olio insieme ai castagni e alle viti sono le colture che fin dai tempi romani hanno trovato un habitat, diciamo, climatico interessante, mentre per i vini tipicità è il moscato fiorarancio. Qui siamo in un'oasi dove solo qui si produce un moscato che ha questi sentori dei fiori d'arancio, che sono i fiori che portavano in dono i crociati alle promesse spose quando tornavano dalla guerra. Questo mercato nasce a Monselice, è stata la volontà dei contadini e soprattutto dell'amministrazione. Siamo aperti 3 giorni alla settimana, proprio per dare la possibilità di avere sempre prodotti freschi in casa, il sabato mattina, il lunedì mattina e il mercoledì pomeriggio. Abbiamo anche un'aula didattica dove accogliamo le scuole per fare stagionalità. Monselice è anche collegato con gli itinerari del Parco Letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei. Andiamo a saperne di più con Claudia Baldin. Ci troviamo nel cuore religioso di Monselice, tra le 7 chiesette e la pieve di Santa Giustina. Francesco Petrarca ha prestato servizio come canonico proprio qui, presso questa pieve. È a lui che è dedicato il Parco Letterario Francesco Petrarca dei Colli Euganei, gestito da Assoturismo Confesercenti Padova e che fa parte della rete nazionale dei parchi letterari, gestito dalla società Dante Alighieri e Paesaggio Culturale Italiano. Il Parco Letterario ha come scopo la valorizzazione del territorio, delle sue eccellenze, la promozione delle imprese, delle attività economiche che credono nel valore della cultura.
e abbiamo deciso di puntare sulla cultura e su tantissimi versi, tantissimi scritti che abbiamo trovato dedicati proprio ai Colli Euganei da parte di scrittori di ogni epoca, prima e dopo Francesco Petrarca. Qui a Monselice abbiamo dedicato una targa letteraria scritta da Giorgio Bassani, noto ai più come l'autore del libro Al giardino dei Finzi Contini, che qui troviamo invece come autore di una poesia dedicata proprio a Monselice. Bassani sicuramente è stato presente qui a Monselice dalla sua vicina Ferrara e descrive il luogo in cui ci troviamo, la pianura circostante, il treno che passa da Bologna verso Padova, nel fluire delle stagioni, con qualche ricordo di gioventù dedicato proprio al periodo estivo trascorso qui a Monselice. E Monselice è definita anche come un colle celeste che vi invitiamo a scoprire insieme a noi. Da 32 anni in Monselice organizziamo la Giostra della Rocca, una manifestazione che richiama il passaggio di Federico II del 1229. Questa manifestazione comprende una gara di scacchi che fanno in piazza in costume, comprende una gara delle macine, una gara della staffetta e il mercatino medievale. La terza domenica si conclude con una sfilata di 2000 persone e una gara della quintana nella quale inanellano dei bersagli 2 cavalieri per contrada. Ci sarà anche la gara dei tamburini dove 90 tamburini si confronteranno in una tensione di musica davanti a tutti quanti, tutto questo in costume medievale. Sono 9 contrade, soprattutto tutto volontariato, quindi c'è un qualcosa che nasce da dentro, un qualcosa che ricorda il territorio, un qualcosa che li vede tutti uniti in questa bellissima giornata di festa. Settembre di ogni anno invitiamo tutti quanti a visitare Monselice prima, il castello, il torrione, le 7 chiesette e quant'altro, e poi anche di partecipare, se vogliono, anche direttamente a questa manifestazione. Un altro luogo da visitare a Monselice è senz'altro il Museo Civico San Paolo. La parola al direttore. Benvenuti nel museo della città, il Museo San Paolo, che racconta ben 7000 anni di storia, da poco aperto al pubblico, una realtà veramente notevole perché qui è custodita la storia dell'intera città, una storia plurimillenaria. Infatti abbiamo reperti di periodo storico che vanno da 4000 a 4500 anni fa, poi vasellame del periodo ancora neolitico e poi ancora più vicino al periodo romano. Abbiamo una stele, ad esempio, trovata proprio qui di fronte alla chiesa di San Paolo in cui noi ci troviamo, dismessa come chiesa soltanto nel 1956. Ma anche la chiesa stessa presenta se stessa con molto orgoglio e con molta eloquenza. Compreso l'affresco di San Francesco, il più antico, che viene raffigurato con le sembianze chiare e nitide del poverello d'Assisi, perché la cripta prende il nome di cripta di San Francesco ed è una cripta probabilmente abitata dai primi francescani. Questo affresco è datato intorno al 1240, però ciò vuol dire una presenza francescana dalle origini. Ma poi anche la chiesa presenta la sua stratificazione. L'attuale soluzione architettonica della chiesa, ora museo, è la quarta chiesa costruita, o meglio ampliata. Ecco che gli scavi, iniziati sull'ultimo periodo degli anni 90 e completati nel 2006, hanno permesso di mettere in luce una straordinaria realtà che va dal 750, cioè vuol dire il periodo bizantino, appena dopo i Longobardi, prima del Carolingio, per arrivare a attraversare il Medioevo, ma la triapsidale della parte della cripta
è strepitosa, è rarissima da trovarsi nell'architettura, è una rarissima testimonianza. Ed infine nel Settecento viene completata quell'aula ampia che oggi si presenta così la chiesa, con sotto il soffitto l'apoteosi di San Paolo, a cui è intitolata la chiesa, opera di Pietro Bonatti del 1880. Ecco un invito a venire a visitare soprattutto questo museo, che è aperto al pubblico a orari prestabiliti, ma anche per un altro aspetto: è gestito in convenzione con l'amministrazione comunale da parte di giovani studenti universitari. E gradirei fare, visto che siamo all'interno del racconto di alcuni personaggi della nostra città, concludere con un accenno. Nel 1993 è stata proclamata Yad Vashem a Gerusalemme una giusta tra le nazioni, una nostra concittadina, Ida Lenti Brunelli, una ragazza orfana tra l'altro e che ha salvato dei bambini ebrei. Yad Vashem l'ha riconosciuta dando il titolo, come per Lasca, un altro grande padovano, giusta tra le nazioni. Così, ascoltatori, dovevi venire a Monsese, perché Monsese è bellissima, è stupenda, venire a mangiare, a godere delle bellezze del Monsese, perché se poi ridere, scherzare, gustare, vedere e star bene. La città murata di Monselice, anche Porta dei Colli Euganei, vi aspetta. Per rivedere tutte le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Buone passeggiate a Monselice, terra dalle atmosfere antiche. A presto!